Si è inaugurata ieri sera la 33esima sagra della pesca di Bivona, che si svolgerà fino a domenica 19 agosto. Numerosi gli eventi in calendario realizzati con la preziosa e fattiva collaborazione delle imprese locali, degli agricoltori e delle associazioni di Bivona, al fine di valorizzare e promuovere la pesca di Bivona, che si pregia del marchio di qualità IGP, indicazione geografica protetta. Il calendario ufficiale della sagra, che prevede numerose manifestazioni d'eccellenza, tra le quali il laboratorio del gusto, i percorsi di degustazione della pesca bivona, i laboratori di educazione ambientale, i percorsi ecoturistici lungo i sentieri del Parco dei Monti Sicani, la fiera dell'artigianato e dei prodotti tipici, la gara di alta pasticceria dedicata alla pesca bivona, la degustazione di piatti e vini di eccellenza ispirati alla pesca bivona, che vedrà la partecipazione anche delle cantine e degli chef siciliani di maggior pregio, spettacoli musicali e pièce comiche, altri eventi culturali e di interesse agricolo. A inaugurarla il sindaco della città, Milko Cinà. Siamo ormai all'inizio dell'inaugurazione della 33esima sagra della pesca, una sagra ricca di tantissimi eventi. Abbiamo messo un giorno in più rispetto agli anni passati, abbiamo cominciato il venerdì, ci sono, devo dire, tantissimi espositori, soprattutto che vengono dal territorio dei Sicani, dove faranno degustare la nostra pesca, accanto anche a quelle che sono le eccellenze di questo territorio. Quest'anno, devo dire, abbiamo rinnovato quella che è la degustazione, dando la possibilità alle tante persone che arriveranno da tutte le parti della Sicilia, mettendo qualcosa in più. Grazie all'Istituto Alberghiero e grazie alla Proloco si è riusciti a fare una degustazione innovativa che mette all'interno moltissime pietanze, sia salate che dolci, grazie anche alla partecipazione di ristoratori locali. Quindi siamo pienamente soddisfatti come amministrazione comunale, cercando di promuovere questo importante prodotto che ormai è un'eccellenza acclarata in tutto il territorio, non soltanto regionale ma anche nazionale. Bivona, 17 agosto 2018, siamo alla 33esima edizione della Sagra Pesca Bivona. Anche quest'anno si ripete la nostra festa tradizionale che va a promuovere il nostro prodotto tipico, fiore all'occhiello della nostra economia. C'è un programma molto ricco, fatto di degustazioni di vario tipo, dolce e salato, con le preparazioni dell'Istituto Alberghiero di Bivona, con il supporto della Prologo che si sono occupati delle degustazioni. Un ricco programma di eventi che vanno da gruppi folcloristici, street band, artisti di strada e lo spettacolo finale dei Siciliano Sono, nonché il Masterchef per i bambini e un show cooking dei pasticceri, dei migliori pasticceri della zona, con preparazione a vista di dolci a base ovviamente del nostro prodotto tipico, della pesca bivona. Benvenuti a Bivona, sede del Parco dei Monti Sicani. Oggi inauguriamo la sagra e domani sono previste varie attività anche di carattere ambientale. Le nostre associazioni che si occupano di divulgazione ambientale e di escursionismo sono a disposizione di quanti vorranno approfittare della giornata di festa per partecipare a tutte le iniziative in calendario, ma anche per visitare le nostre bellezze naturali. I punti di diamante di questa parte del parco sono il geosito di Pizzo Mondello e tutta l'area boschiva di Montagna delle Rose e Pizzo Torcitore, ma Bivona è l'ingresso verso altre aree di eccellenza nell'ambito del Parco dei Monti Sicani. Abbiamo organizzato assieme al Comune questo bellissimo evento, la 33esima Sagra della Pesca Bivona, un grandissimo progetto in cui abbiamo creduto, ci abbiamo lavorato tantissimo giorno e notte. Abbiamo fatto dei percorsi del gusto dedicati alla pesca bivona assieme all'Istituto Alberghiero e sabato e domenica potrete gustare queste meravigliose pietanze fatte dai ragazzi dell'Alberghiero. In più ci siamo dedicati alla promozione turistica. Domani durante il corso della giornata faremo visitare il Museo dell'Acqua. Io invito tutti a venire a visitare Bivona non solo per la saga ma anche successivamente, perché Bivona è un bel paese da visitare con tante persone accoglienti e buona sagra a tutti.